dell'Eurozona, succederebbe questo, che si ritornerebbe a quello che è il circuito sano di creazione della moneta da parte dello Stato. Quindi lo Stato emette la moneta fiat, lo Stato impone le tasse nella moneta fiat, le persone hanno bisogno della moneta per pagare le tasse, la moneta a quel punto acquisisce valore e le persone vendono prodotti e servizi per averla e la moneta è definitiva nel circuito economico. Lo Stato torna ad andare qui sopra, in questa piramide di creazione della moneta e del credito, dove il primo soggetto che crea la moneta, che è quella che è chiamata la moneta ad alto potenziale, è il governo con la spesa pubblica. È questa spesa pubblica che è la spesa a deficit, quindi la moneta che viene immessa nel settore privato, dove dentro ci sono le banche, le imprese e i privati che hanno tra di loro dei rapporti di debito e credito. Però il governo deve tornare ad essere fuori da questo recinto qui. Allora, come funziona? Cosa deve fare lo Stato per uscire dall'Eurozona? In realtà, come passaggi di gestione del sistema monetario sono estremamente semplici. Anzitutto l'Italia deve annunciare che tasserà unicamente nelle nuove lire, quindi in una valuta che oggi non esiste e di cui lo Stato italiano sarà il monopolista, quindi l'unico soggetto abilitato a crearla. E contestualmente annuncia anche che tutti i pagamenti saranno in lire, quindi saranno effettuati dallo Stato nella valuta che lo Stato emetterà come monopolista, in regime di cambio fluttuante, cioè lo Stato non si impegna a cambiare una lira con un euro o una lira con un dollaro, si impegna semplicemente a effettuare i propri pagamenti in lire, senza nessun tipo di cambio vincolato con altre valute. Tutti i contratti del governo in essere vengono rinegoziati da euro in lire. Cosa sono questi contratti del governo in essere? Sono ad esempio tutti gli appalti pubblici, tutti i rapporti contrattuali che dei soggetti di qualsiasi tipo intrattengono con lo Stato italiano. E viene varato immediatamente un programma transitorio di piena occupazione finanziato ovviamente dalla Banca d'Italia con la spesa a deficit da parte dello Stato. Per quanto riguarda i punti critici, quindi delle posizioni bancarie private, i depositi bancari esistenti devono rimanere in euro, cioè non devono essere ridenominati in lire. Questo i prestiti ugualmente rimangono in euro. Questo perché? Perché il fatto che i depositi bancari continuino ad essere denominati in euro causa da parte del settore privato una immediata grossa domanda di lire, perché se io sono un privato che ha il conto corrente che resta in euro ma so che dovrò pagare le tasse in lire, cerco di procurarmi le lire. Quindi se cerco di procurarmi le lire c'è una grossa richiesta di lire sul mercato valutario fondamentalmente, e questo blocca il deprezzamento della nuova valuta, ok? Perché la nuova valuta è molto richiesta sul mercato. Le banche vengono regolamentate nell'esclusivo interesse pubblico. Ecco, la conversione da euro a lire avviene su richiesta dei titolari, non automaticamente. Nel momento in cui io decido di convertire il mio conto corrente, il mio deposito da euro in lire, che cosa sto facendo nel mercato valutario? Sto vendendo euro e sto richiedendo lire. Quindi sto con questa operazione aumentando la richiesta di lire e sto mantenendo il valore delle lire elevato. Le banche, punto principale, le banche saranno tenute a convertire i mutui casa, che oggi sono contratti in euro, convertirli da euro nella nuova valuta, ok? Quindi al cambio corrente al momento della conversione. Per cui questo aspetto, che è meritevole di tutela sociale, perché il mutuo prima casa ovviamente è un tipo di debito di credito che ha una connotazione sociale molto delicata e molto particolare, abbiamo previsto che goda di questa particolare forma di tutela.
tutti i conti correnti bancari saranno assicurati dalla Banca d'Italia. Che cosa significa questo? Significa che non esiste il timore della corsa agli sportelli. Perché non esiste il timore della corsa agli sportelli? Perché se io converto il mio conto corrente da euro in lire, le lire chi le crea? Le crea la Banca d'Italia. La Banca d'Italia garantisce i conti correnti in lire, per cui qualsiasi cosa dovesse succedere alla mia banca, il mio conto corrente è garantito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha la capacità di creare lire in quantità illimitata, letteralmente illimitata, che è ad esempio quello che ha fatto la Banca Centrale Svizzera, la Banca del Giappone, la Banca Centrale della Gran Bretagna negli ultimi 3 anni. Ci hanno creato quantità di liquidità in misura sostanzialmente illimitata. Il prelievo fiscale. Allora, che cosa succede quando lo Stato riacquisisce la propria sovranità monetaria? Non ha più bisogno delle tasse per finanziarsi, perché la propria valuta la emette lui, ok? La Banca d'Italia annuncia a questo punto, nell'ambito della ristrutturazione del sistema bancario, poi magari su questi punti che sono un pochino più ostici ci possiamo anche soffermare dopo nella discussione, la eliminazione dei titoli di Stato, quindi lo Stato non ha più necessità di emettere i titoli di Stato per prendere i soldi in prestito dalle banche, e il debito di Stato in euro residuo viene onorato con i tempi decisi dall'Italia in euro, oppure in alternativa può essere onorato in lire, ma sempre con i tempi decisi dall'Italia. L'incoraggiamento delle importazioni avviene dopo che si raggiunge nel sistema economico la piena occupazione. Ok, quindi l'obiettivo è sempre la finalità pubblica e la piena occupazione. I trattati a cui è sottoposta l'Italia oggi verranno rinegoziati sempre nell'obiettivo di raggiungere quelle che sono le finalità pubbliche. Quindi adesso vediamo 10 punti di approfondimento. Anzitutto la gestione generale dei conti dello Stato. Questi sono tutti i punti che abbiamo già toccato, li approfondiamo rapidamente. Quindi il nuovo Stato italiano ridenomina il suo debito come debito di Stato in lire. Il governo segue la linea fondamentale dei bilanci settoriali di Wayne Godley e della Modular Economics MMT, e che è quello che abbiamo visto prima. Non può esistere un debito senza un equivalente credito all'interno del nostro sistema. Ok? Questo si applica anche al debito di Stato, quindi il debito di Stato è dall'altra parte il risparmio dei cittadini. Quindi il debito di Stato è il credito, il risparmio di chi lo detiene, che siano cittadini italiani o cittadini stranieri. La piena occupazione subito, come può essere raggiunta? Con il programma di lavoro garantito. Che cosa fa questo programma di lavoro garantito? Si fissa in questo programma una retribuzione che consenta la vita dignitosa delle persone, che diventa poi retribuzione soglia, cioè al di sotto della quale anche il settore privato non andrà mai. È una retribuzione lievemente inferiore alla retribuzione minima esistente nel settore privato, su settori non in competizione con il settore privato, come ad esempio i green jobs. Quali sono quindi questi settori non in competizione? Sono i settori dove il settore privato e le imprese private non investono perché non sono immediatamente redditizi. Gli interventi di bonifica ambientale e di ripristini territoriali a seguito di alluvioni, di messa in sicurezza del territorio, sono dei settori che fra l'altro poi sono settori che hanno una elevatissima incidenza di partecipazione della manodopera. Sono settori in cui nessun privato investirà mai se non ci sono dei soldi pubblici, se non lo fa il settore pubblico, perché non c'è un ritorno economico, un ritorno finanziario immediato. Qui vicino a Cagliari, faccio l'esempio di Capoterra che ha avuto l'alluvione nel 2008, per la messa in sicurezza di quel territorio è necessaria una somma di 70 milioni di euro, che sono soldi che non arriveranno mai. Ok? Perché non ci sarà mai nessun privato che
spenderà di tasca sua 70 milioni di euro per mettere in sicurezza quel territorio, perché non avrebbe semplicemente nessun tornaconto economico. Come funziona quindi il piano di lavoro garantito? Funziona come buffer stock, cioè come cuscinetto, ok? Come camera cuscinetto, cioè le persone che non trovano lavoro nel settore privato, anziché godere di sussidi o ammortizzatori sociali, vanno a lavorare per il piano di lavoro garantito. Nel momento in cui il settore privato si riprende, queste persone vengono riassorbite dal settore privato. Questo che cosa implica? Implica che finiscono da un giorno all'altro i costi sociali e finanziari della disoccupazione, che crea una spesa a deficit negativa, cioè soldi spesi dallo Stato senza avere nulla in cambio, e genera una spirale economica positiva. Allora, i titoli di Stato. I titoli di Stato sono, per lo Stato con sovranità monetaria, uno strumento fondamentalmente inutile, non servono allo Stato per finanziarsi. Per cui l'abolizione dei titoli di Stato è uno dei punti del programma, e nei fatti i titoli di Stato dei paesi con sovranità monetaria, quindi parliamo di Giappone, parliamo di Gran Bretagna, parliamo di Stati Uniti, parliamo di Turchia, già oggi questi titoli di Stato hanno un rendimento reale, cioè al netto dell'inflazione, che è pari a zero, cioè non rendono nulla, sono semplicemente dei risparmiatori che mettono i soldi nel titolo di Stato e dopo un pochino di anni li vanno a riprendere. Applicando la MMT il governo è in grado di spendere semplicemente accreditando le riserve bancarie presso la Banca d'Italia, che pagano un interesse ai detentori di queste riserve che oscilla intorno allo zero. Ecco, qui c'è l'esempio di quello che vi dicevo prima. Questi due grafici sono riferiti alla Turchia, quindi non parliamo degli Stati Uniti, non parliamo del Giappone, quindi grandi paesi industrializzati, parliamo di un paese come la Turchia. La Turchia oggi ha un rendimento sui titoli di Stato che emette che è di circa il 6%. Il tasso di inflazione relativo alla lira turca è del 6%, per cui chi compra titoli di Stato turchi ha un guadagno pari a zero, perché la Turchia gli paga il 6%, ma quel guadagno è decurtato del 6% dalla inflazione. Questo succede per tutti gli stati dotati di sovranità monetaria. Allora, la piena occupazione. La piena occupazione è il livello generale dei prezzi. Perché la piena occupazione stabilizza i prezzi? Perché lo Stato spende per il piano di lavoro garantito solo quando esiste disoccupazione. In piena occupazione non c'è più la necessità del piano di lavoro garantito, ok? Quindi è uno strumento che praticamente lavora a fisarmonica, cioè si amplia e si restringe in senso controciclico, cioè quando l'economia va male il piano di lavoro garantito si amplia e la spesa a deficit dello Stato si amplia, quando l'economia va bene si ritrae. La spesa per il piano di lavoro garantito è controbilanciata dal venir meno della spesa a deficit negativa, ammortizzatori sociali. Questo tradotto, che cosa vuol dire? Io oggi ho gli ammortizzatori sociali, io oggi spendo per dare sussidi di disoccupazione, per pagare la cassa integrazione, quindi lo Stato che cosa fa? Spende dei soldi e in cambio non ottiene nulla, perché chi gode di questi sussidi non produce nulla. Ok, quindi questa è una spesa che avrebbe anche delle spinte inflazionistiche, paradossalmente. Con il piano di lavoro garantito lo Stato spende in cambio della erogazione di beni o servizi. E di che numeri stiamo parlando? Stiamo parlando di circa all'anno circa 30 miliardi di euro. Questa è la composizione della spesa per politica del lavoro in percentuale del PIL nel 2010. I prossimi numeri che saranno disponibili saranno sicuramente molto più pesanti. Avete visto che la disoccupazione è aumentata del 20%, per cui qui nel 2010 in Italia eravamo a 29 miliardi,
è ragionevole pensare che oggi siamo nell'ordine di 40 miliardi spesi all'anno in modo improduttivo, per spesa deficit negativa. Allora, la svalutazione, lo spauracchio è sempre, che si sente ripetere, ma se si esce dall'euro l'Italia avrà una svalutazione, andremo a fare la spesa con la carriola per portare le banconote. In realtà i punti fondamentali qui sono due. Prima di tutto il fatto che i conti correnti che restano in euro e la tassazione applicata in lire generano una immediata ed enorme richiesta della nuova valuta, per cui sul mercato valutario i soggetti che sono sul mercato valutario, privati, imprese, altri soggetti, devono procurarsi le lire, devono richiedere le lire. Questo mantiene elevato il valore della moneta. Inoltre c'è l'aspetto fondamentale che il giorno dopo che l'Italia uscisse dall'euro, l'euro crollerebbe per un motivo molto semplice, perché verrebbe svelato l'inganno, cioè il fatto che l'euro è una moneta falsa che sta distruggendo l'economia reale. L'Italia sarebbe seguita a ruota sicuramente da non meno di altri 3 o 4 paesi, per cui non si porrebbe neanche più il problema di rapportare in termini di valore relativo la lira all'euro. Il prelievo fiscale del nuovo governo sovrano quindi che cosa fa? Riacquista la funzione sana e corretta di un sistema monetario sovrano, quindi impone l'uso della valuta e funziona come stabilizzatore automatico dei cicli economici. Quali sono le linee guida che dovrebbe seguire il governo che applica il programma MMT? Una riduzione drastica della tassazione sul lavoro, che oggi è superiore al 50%, una abolizione dell'IVA, che fra l'altro è un'imposta regressiva, cioè l'IVA colpisce di più i redditi più bassi, perché come funziona l'IVA? È l'imposta del 20, 21, 22, non sappiamo quanto diventerà, per cento su quello che acquistiamo. Ma se io compro un qualsiasi prodotto e io guadagno 1000 euro di reddito e pago su quel prodotto il 20% di tassazione, non è la stessa cosa che per chi ha 10.000 euro di reddito. L'incidenza è molto più alta sul mio reddito rispetto all'incidenza invece subita da chi ha un reddito più elevato. E lo Stato procede alla tassazione di quelle che sono ricchezze improduttive non finalizzate al raggiungimento dell'interesse pubblico. Ok? Ecco, qui c'è un approfondimento sul discorso di import ed export. Uno dei punti che può richiedere un pochino più di attenzione è un salto oltre il filo spinato, come diceva Bernard Lietaer, è capire perché l'import è una ricchezza e perché l'export è un impoverimento. Io adesso vi invito a vedere questa, che è la bilancia current account, quindi i rapporti commerciali praticamente dell'Italia verso l'estero a partire dal 1946 fino ad arrivare a oggi. Allora, gli anni tra il 1960 e i primi anni 70 sono gli anni del boom economico, ok? Quindi gli anni in cui l'Italia produceva, gli anni in cui l'Italia era all'avanguardia, gli anni in cui è stato infrastrutturato tutto il territorio italiano con la costruzione di strade, ferrovie, dighe, reti telefoniche, reti elettriche e così via. Una enorme produzione, fra l'altro poi industriale, anche di brevetti che poi hanno significato ulteriore avanzamento in altri settori e così via. Bene, in quegli anni la bilancia current account dell'Italia era negativa. Quindi l'Italia in quegli anni importava più di quanto esportasse, eppure erano gli anni del boom economico. L'Italia in quegli anni aveva la propria valuta e poteva spendere a deficit. Che cosa succede qui? Qui siamo, i due pezzi importanti sono questi, dal 1991 fino al 2001 e dal 2001 in poi. Nei primi anni 90 l'Italia
esce dal sistema monetario europeo e svaluta la propria valuta. Vedete che le esportazioni dell'Italia aumentano esponenzialmente. Che cosa è successo in quegli anni? È successo che in Italia c'è stata una grossa area che è il manifatturiero del nord-est, fondamentalmente, il manifatturiero del nord-est, che ha sviluppato un grande volume di esportazioni. Okay? Ma questo tipo di esportazioni, di che cos'è che veniva esportato in quegli anni? Venivano esportati dei prodotti che avevano un basso contenuto di know-how incorporato, cioè era pelletteria, era prodotti del manifatturiero di questo tipo. Ok, quindi quando con l'apertura delle frontiere questi soggetti si sono trovati a dover competere con paesi che hanno dei costi del lavoro da schiavitù, come la Cina, l'India, il Bangladesh, vedete che è finito il trend delle esportazioni dell'Italia e l'Italia è diventata un paese importatore. Con un problema però, che mentre qui l'Italia importava e spendeva a deficit una valuta che creava dal nulla, qui l'Italia importa e quello che è spesa a deficit viene fatto prendendo a prestito una valuta che poi deve essere restituita. Ok? Quindi il sistema è stato completamente stravolto rispetto a quello che era in piedi negli anni del boom economico. Quindi ecco perché tutto il programma MMT di salvezza nazionale prevede il ripristino di un sistema sia monetario che finanziario, ma anche produttivo sano, dove il sistema produttivo italiano lavora prima di tutto per il benessere del sistema italiano e poi eventualmente in un secondo momento per esportare, perché la corsa alle esportazioni è semplicemente corsa alle compressioni dei salari. Questo è un qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Quindi qui riprendiamo quello che abbiamo detto prima. C'è poi questo aspetto che è fondamentale, le materie prime. Un altro punto che si tocca, ma come faremo a comprare il petrolio se non utilizziamo l'euro? Faremo come abbiamo sempre fatto quando l'Italia non utilizzava l'euro ma utilizzava la propria valuta. Compreremo il petrolio sul mercato, esattamente come lo comprano tutti i soggetti che non utilizzano l'euro. Il fabbisogno di petrolio per l'Italia è pari a circa il 2,4% del PIL, per cui stiamo parlando di numeri che sono assolutamente non impattanti in modo eccessivamente pesante. L'intera spesa energia è pari al circa il 4% del PIL. L'Italia a questo punto, riacquisendo la propria sovranità, ridiscuterà i trattati commerciali internazionali e potrà decidere di proteggere alcuni settori strategici per la finalità pubblica italiana. Un punto molto importante: l'Italia è un paese occidentale che ha ancora, non so per quanto, ma ancora un sistema industriale, un sistema produttivo importante. A chi produce petrolio conviene vendere il petrolio all'Italia, cioè chi produce il petrolio non si nutre di petrolio, non beve il petrolio, questo petrolio lo deve vendere, per cui avrà tutto l'interesse a vendere il prodotto petrolio all'Italia. Sistema bancario. Le banche sono nate, la loro esistenza è concepibile come istituti pubblici che hanno finalità pubbliche. Ok, quindi l'Italia che cosa fa? Si oppone in blocco all'esistenza del settore finanziario speculativo che non ha nessuna finalità di benessere pubblico. Le funzioni del nuovo sistema bancario quali devono essere? I sistemi di pagamento, quindi bancomat, conti corrente, bonifici, quello che normalmente utilizziamo, i servizi di conto corrente e l'erogazione di credito all'economia reale, che è la funzione principale che la banca deve necessariamente espletare perché funzioni un sistema produttivo, industriale, capitalistico, moderno come quello che è sempre esistito dal dopoguerra ad oggi.
il governo e il Parlamento italiani aboliscono il divorzio tra Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro che è avvenuto nel luglio 1981. I risparmi, quindi solo la spesa di un soggetto, abbiamo visto, può creare il risparmio finanziario di un altro soggetto, solo il settore governativo con la spesa a deficit può creare il risparmio del settore privato, del settore non governativo. E c'è questo problema che il risparmio nel settore privato causa caduta della domanda aggregata. Cosa vuol dire questo? Significa che se io oggi risparmio 500, io non spendo 500, se io non spendo 500 c'è qualcuno che oggi non lavorerà, ok? Ci sarà qualche commerciante che non venderà dei prodotti, ci sarà qualche artigiano che non lavorerà perché io oggi ho deciso di risparmiare. Quindi lo Stato che cosa fa? Fornisce lui stesso direttamente i servizi sociali e previdenziali, per cui io non dovrò più risparmiare per pagarmi la pensione integrativa, perché il sistema pensionistico torna a essere a carico dello Stato, e abolisce le forme di risparmio e previdenza finanziarizzate, che sono stati uno degli attori principali nella creazione, nello scoppio delle bolle finanziarie. Quali sono le criticità? Quali possono essere le criticità nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema monetario? Le insolvenze nel settore privato. Ci possono essere dei soggetti che passando da euro a lira si trovano in condizioni di insolvenza, ma ora, a parte il fatto che abbiamo già visto che le insolvenze sono aumentate del 17% solo nell'ultimo anno verso le banche, per cui noi oggi abbiamo da preoccuparci di eliminare le insolvenze che ci sono. Il problema è oggi, non è quello che succederà. Il problema sono i fallimenti, che sono in misura di un migliaio al giorno e così via. Quindi che cosa può fare il governo che ha tutta la sua capacità finanziaria e la sua capacità di spesa? Può subentrare sui soggetti che si trovano in difficoltà, definendo poi un piano di rientro sostenibile con il debitore originario. Ok, le banche, abbiamo visto prima, saranno tenute a ridenominare i mutui da euro in lire, e questo lo Stato può farlo, può imporlo alle banche. Gli attacchi speculativi, ipotetici attacchi speculativi contro il paese non hanno più ragione di esistere, perché lo Stato che crea ed emette la propria valuta è sempre e in ogni situazione solvibile, cioè non può diventare insolvente, ha sempre i soldi per ripagare i propri debiti, per cui perdono di senso sia il concetto di attacchi speculativi che il concetto di fuga di capitali, ok? Perché i capitali che cosa sono in uno Stato che usa le lire? Sono dei numeri su dei conti correnti nei computer della banca centrale, quindi della Banca d'Italia. I capitali non scappano, non vanno da nessuna parte, i capitali sono dei numeri che sono lì dentro, a prescindere poi da chi siano i soggetti che sono intestatari di quei numeri. Per quanto riguarda i disinvestimenti industriali, che è possibile che ci siano, ma anche qui torniamo a quella che è la realtà. I disinvestimenti industriali sono già in corso d'opera, per cui questa è una realtà che già stiamo vivendo. Stiamo parlando di tutto quello che è stato il settore della chimica in Italia, il settore della metallurgia. Il disinvestimento è già in atto. Quindi saranno sanzionate le imprese che hanno rilevanza sistemica, occupazionale e ambientale, che intendono disinvestire, diciamo così, di punto in bianco. Intanto il piano di lavoro garantito permette di evitare contraccolpi sistemici occupazionali, avviando dei piani adeguatamente dimensionati di green jobs, con l'abbinamento imposto alla partecipazione dei gruppi che disinvestono. Ok, ecco, adesso qui qualche riflessione per chiudere. Un'obiezione: ma se ci indeboliamo troppo, dall'esterno compreranno le nostre aziende strategiche e perderemo l'autosufficienza nella produzione interna. Questa foto è stata scattata nell'autunno scorso. Questo è il presidente della regione Sardegna, Mario Monti, e una delegazione del Qatar,
che è venuta in Sardegna per ventilare l'investimento di 1 miliardo di euro. Ok? Se l'Italia avesse i suoi soldi oggi, non ci sarebbe bisogno di sperare che arrivi l'Emiro del Qatar a spendere 1 miliardo di euro in Sardegna. Quindi stanno già venendo da fuori a comprare quello che c'è di redditizio in Italia. Quindi sta già succedendo, e sta succedendo perché qui non ci sono i soldi. La piena occupazione rilancia la domanda interna e rafforza le aziende. La valuta gestita in modo pilotato, come abbiamo visto, con i passaggi che abbiamo visto, resta stabile, non oscilla violentemente. I settori strategici possono essere tutelati dallo Stato. Ricordiamo che oggi nel sistema Unione Europea è vietato qualsiasi tipo di aiuto di Stato alle aziende strategiche. Okay? L'Italia, che era un paese che aveva una elevata incidenza, ed era il vanto dell'Italia, del sistema capitalistico misto Stato-privato, è il paese che è stato più duramente colpito da questi vincoli dell'Unione Europea, perché il sistema misto Stato-privato italiano è stato di fatto distrutto da tutta questa serie di vincoli. E una riflessione sulla tassazione. Tassare i super ricchi e beni extra lusso deprimerebbe la ricerca e sviluppo e la produzione industriale in questi settori. Anche qui bisogna differenziare. Ci sono beni di lusso e beni di lusso. Questo è un bene di lusso che è prodotto in Italia, porta a produzione, indotto e lavoro. Questi sono beni di lusso che non portano nulla. Quindi questa è ricchezza improduttiva. Se si tassasse questa, quindi questo tipo di ricchezza, qui c'è l'oro, come possono essere immobili di lusso inutilizzati e così via, verrebbe disincentivato l'impiego improduttivo di risorse. A questo punto chiudo con questo, poi c'è lo spazio per le domande. Abbiamo iniziato con Bernard Lietaer, quindi l'economista, il banchiere della Banca Centrale del Belgio, che diceva: cominciate a vedere gli strati di oscuramento che ci sono. Io adesso chiudo dicendovi che questo programma è conosciuto oggi da tutte le forze, conosciuto nel dettaglio, da tutte le forze politiche italiane. Conosciuto da Bersani, è conosciuto da Berlusconi, è conosciuto da Vendola, è conosciuto da Grillo, è conosciuto da tutti. Questo programma ha dei punti che hanno una portata dirompente, perché significa sottrarre lo Stato alla schiavitù del sistema finanziario e della tecnocrazia in cui lo Stato è iscritto oggi. Per cui voi, l'ultima cosa con cui chiudo è: sappiate che tutti conoscono tutto. Se non vi raccontano queste cose, che sono le cose che tutte le banche centrali sanno, è perché non ve le vogliono raccontare. Ma le cose funzionano esattamente così come è descritto qui, e come sanno Gran Bretagna, come sanno Giappone, Turchia, come sanno tutti quelli che sono fuori dal sistema euro. Chi vi dice che si fa e si farà l'austerità e si farà la crescita è un criminale che sta mentendo, perché non è possibile che lo Stato faccia l'austerità e che il settore privato contestualmente cresca. È aritmeticamente impossibile, per cui chi racconta questo sta mentendo. E quello che succederà, che è già stato previsto con gli strumenti di analisi MMT, ma a questo punto avete tutti gli elementi di base anche voi, è che il fiscal compact è il rientro del debito pubblico italiano per 20 anni, oltre il 120% al 60%, causerà per 20 anni una spirale di impoverimento che aumenterà sempre di più. E da questo, in questo sistema non c'è assolutamente via di uscita, per cui chi ha votato il pareggio di bilancio in Costituzione e chi ha votato il fiscal compact ha condannato, ha fatto una scelta che, se non viene sovvertita, condanna voi e i vostri figli a diventare poveri. In Grecia, che è il primo paese dove è stata applicata l'austerità, le persone per riscaldarsi stanno bruciando nelle stufe i mobili di casa, la legna dei boschi, le sedie di plastica. Se voi andate a vedere le foto di Atene la settimana scorsa, c'è una cappa vastissima di smog
che è la stessa cappa di smog che c'era a Londra nell'800, nel periodo della prima rivoluzione industriale. Quindi questo sistema, per garantire le rendite finanziarie, sta riportando l'Europa e i popoli a questo. Chiudo con un'ultima cosa e poi tutte le domande. Tutte queste cose sono assolutamente e completamente di dominio pubblico. La settimana scorsa sul Financial Times è stato pubblicato il riepilogo di uno studio del BIS. Il BIS è il sistema internazionale delle banche centrali, ok? Sta per Bank International Settlement. Che cosa dice questo studio del BIS? Dice che la funzione degli stati oggi, questo è uno studio che è stato elaborato e discusso dal BIS insieme a PIMCO e Bridgewater, che sono i gestori di fondi più grossi al mondo. Questo studio dice che la funzione degli stati oggi è rendere disponibili investimenti reali, sicuri e positivi agli investitori. Questo lo dice uno studio del BIS che è pubblico ed è pubblicato sul Financial Times. Ok, e quindi tutte queste cose non vi vengono raccontate, ma sappiate che sono di dominio pubblico. La funzione per questa gente che governa oggi dello Stato è massacrare la popolazione e la cittadinanza per garantire dei rendimenti finanziari ai fondi di investimento. È scritto nero su bianco. Quindi chiudo semplicemente con questo e adesso ci sono le vostre domande.